l'inizio del lockdown, ma i numeri dicono che questo è un momento peggiore. Friuli Venezia Giulia sempre più verso la zona rossa, vaccini a tutti gli over 80 entro fine aprile. Stop alle lezioni in presenza, sempre più probabile anche per i più piccoli. Alcune scuole hanno già iniziato a raccogliere le adesioni per distribuire PC o tablet a bambini sprovvisti di dispositivi digitali. Si scatenano le polemiche sulla pallavolista citata per danni perché incinta. Scendono in campo la Presidente del Senato Casellati, il numero 1 del CONIC Malagò. Intanto emerge un nuovo caso di lavoratrice licenziata perché incinta. Le località balneari non vogliono arrendersi nonostante il Covid, già si punta sulla ripartenza, primi indicatori positivi. Per l'assessore Bini in alcune zone già si parla di tutto esaurito, con lo studio numerose iniziative. Stagione cancellata nei dilettanti, la Lega Nazionale accoglie la richiesta del Comitato regionale delle società di calcio che si schierano per il no alla ripartenza dei campionati. Buonasera e benvenuti con l'informazione serale di Telefriuli. A un anno dal lockdown il Friuli Venezia Giulia si appresta ad affrontare il periodo peggiore per il Covid. A dirlo il vicepresidente Riccardi nella intervista che andrà in onda al termine del nostro notiziario alle 19:45 su Screenshot. La regione vede infatti la zona rossa. Però arrivano anche buone notizie sui vaccini. La fase per gli over 80 si appresta alla conclusione a fine aprile, primo servizio della giornata. A un anno di distanza dal primo lockdown, il Covid corre più veloce di sempre in Friuli Venezia Giulia, spinto dalla variante inglese che ha toccato quota 63%. Penso che sia oggettivamente tutto sommato un momento più difficile. Il rialzo della curva in questo momento sta andando in maniera molto importante perché queste varianti presentano delle condizioni di velocità e di invasività molto più forti di prima. Sicuramente l'aspetto che mi preoccupa di più è la pressione ospedaliera. Anche oggi vediamo una presenza importante, un aumento sia nei ricoveri di area medica che nelle terapie intensive. Si va verso la zona rossa, forse già da questo weekend a livello nazionale, se il governo darà ragione al parere del Comitato Tecnico Scientifico che chiede ulteriori restrizioni. Altrimenti, a partire da lunedì, anche in base ai numeri che vedono il Friuli Venezia Giulia sopra la soglia d'allarme dei 250 casi su 100.000 abitanti. Quello che mi sento di dire è che al di là del rosso, dell'arancione, dove la differenza è ben poca, perché alla fine la differenza è l'apertura o meno di alcuni esercizi commerciali. Questo però non deve farci derogare rispetto ai comportamenti che dobbiamo continuare a tenere. Nel frattempo continuano le vaccinazioni, arrivano buone notizie per gli over 80. A fine aprile per questa fascia d'età sarà inoculata anche la seconda dose. Noi cerchiamo di completare almeno in prima fase tutta la parte legata nel corso di questo mese agli over 80 e richiameremo entro aprile, prima settimana di maggio, la seconda dose. Parlava Riccardi della pressione ospedaliera e in effetti i ricoverati negli altri reparti salgono oggi a 489, vicino insomma ai 500, uno dei più alti in Italia, lo vedete anche nella tabella. In terapia intensiva aumentati di 4 posti occupati, siamo a 64, 11 le persone morte con Covid in Friuli Venezia Giulia oggi, cui si aggiunge un decesso pregresso. Su 6.273 tamponi molecolari sono stati rilevati 474 nuovi contagi, una percentuale del 7,55%, addirittura dell'11,93% per quanto riguarda i test rapidi antigenici, 3.285 tamponi, 392 i casi. Le persone in isolamento sono 12.118. E a questo punto, verso che ci si appresta alla zona rossa, si preparano anche le scuole elementari a chiudere, a tal punto che è già in azione la macchina per distribuire PC o tablet ai bambini sprovvisti di dispositivi digitali. Sentiamo. Anche gli asili, le scuole elementari e le scuole materne si preparano al peggio. Da ieri diversi istituti comprensivi e dirigenti delle scuole di primo grado hanno iniziato a comunicare ai genitori come l'ipotesi che le lezioni in presenza possano non riprendere lunedì 15 marzo sia più che fondata, anzi quasi una certezza.
Proprio per non farsi trovare impreparate in caso di stop e passaggio alla didattica a distanza, le scuole primarie hanno preparato un piano di lezioni online da azionare in caso di passaggio in zona rossa o di modifica al DPCM o all'ordinanza regionale. Non solo, per venire incontro alle esigenze di chi non è dotato di dispositivi tecnologici, in queste ore i dirigenti stanno consegnando alle famiglie un documento da compilare per richiedere tablet in comodato d'uso gratuito. Se le previsioni dovessero essere confermate, dunque, quella di oggi sarebbe il terzultimo giorno di lezioni prima del passaggio alla DAD. Proprio per questo motivo, già diversi istituti hanno invitato gli alunni a riportare a casa tutto quel materiale didattico che sarà necessario utilizzare a casa. Si rafforzano nel frattempo i controlli tra Italia e Slovenia. Nella vicina Repubblica sarà obbligatorio il tampone o il certificato di avvenuta guarigione dal Covid da lunedì prossimo. Una nuova stretta. Andrea Pierini. Da un lato i carabinieri che unitamente alla Polizia di Stato sono sempre presenti, dall'altro la Policia. Al confine di Fernetti il traffico è scorrevole, a Campione vengono fermati dei mezzi, ma di fatto il turismo da spesa e benzina si è pressoché azzerato con la recrudescenza dell'emergenza Covid. La Slovenia ha deciso di tenere aperti solo 3 valichi H24, ovvero Sant'Andrea, Rabuiese e ovviamente Fernetti, tutti presidiati. Gli altri saranno aperti solo in alcune fasce orarie. Con la stretta nella vicina Repubblica potranno accedere solo le persone che esibiscono il risultato negativo di un tampone molecolare eseguito non oltre le 48 ore precedenti o di un test rapido non più vecchio di 24 ore. Può andare bene un certificato medico che confermi la guarigione dal Covid o di vaccinazione purché siano trascorsi 7 giorni dalla inoculazione della seconda dose di BioNTech, Pfizer o Moderna o almeno 21 giorni dalla ricezione della prima dose di AstraZeneca. Da lunedì prossimo ci sarà una nuova stretta, infatti anche i transfrontalieri dovranno presentare un tampone o i certificati di vaccinazione o guarigione e in questo senso verranno attivati dei laboratori per test rapidi a Rabuiese, Fernetti e Gorizia. A poter usufruire dei test gratuiti al confine saranno anche i genitori triestini e goriziani che mandano i figli nelle scuole slovene, basterà esibire i certificati di iscrizione. 117 sono gli esercizi che hanno tenuto chiuso tra commercianti, artigiani, ristoratori e baristi della Carnia questa mattina, a tal punto che in piazza sono scesi proprio loro, gli esercenti, per questa crisi economica dovuta alla pandemia. Le partite IVA, sono loro, hanno evidenziato i temi che stanno penalizzando le aree di montagna in misura maggiore rispetto ad altre zone, a cominciare dallo spopolamento per proseguire con la riduzione dei servizi, le difficoltà di collegamento con i centri maggiori e la sempre maggior disattenzione, hanno detto, da parte di politica e istituzione. Una parte di questi esercenti è andata a Roma, sentiamo allora l'intervento di un loro rappresentante delle partite IVA. Tolmezzo è un piccolo paese di 10.000 abitanti, però siamo riusciti a fare un bel lavoro, unendo nello stesso intento di dimostrare qualche cosa e far capire che siamo tutti un po' arrabbiati, e quindi abbiamo chiuso più di 117 attività in un centro storico molto piccolo e quindi abbiamo fatto un bellissimo lavoro. Oltre a questo abbiamo anche fatto chiudere alcune attività in altri piccoli paesi confinanti con il nostro. Oltre a questo dico solo che siamo arrabbiati da molti anni come tutti, anche perché le periferie, no, dell'Italia vengono sempre più spogliate da servizi, quindi anche questo è un grande problema per la sopravvivenza della montagna e la chiusura delle piccole attività commerciali. Andiamo ora a Cividale, dove è attivo un servizio di test rapidi e tamponi Covid con la modalità drive-in. Grazie alla disponibilità della farmacia Fontana 4 le giornate disponibili per eseguire l'esame ogni settimana. Da inizio settimana anche Cividale del Friuli può contare su una postazione per i tamponi rapidi gestita da una farmacia, quella della famiglia Fontana, all'imbocco di Viale Trieste. Chi dovrà fare il test non dovrà dunque scendere dalla propria auto che guiderà sotto un gazebo. Il servizio è disponibile per 4 giornate a settimana, per 2 ore ciascuna, martedì e mercoledì a partire dalle 14, venerdì dalle 8:30 e sabato. A farsi carico dei test sarà un'infermiera abilitata. Il riscontro è già molto buono da parte della comunità, con turni di accesso in larga parte già prenotati. Il servizio funziona su prenotazione telefonica. In fase di prenotazione è importante avere a portata di mano codice fiscale, email e numero di cellulare. Una volta effettuato il tampone, il paziente può andarsene via, dopodiché il risultato verrà inviato via mail. Ogni sessione di tamponi
è di circa 2 ore e cerchiamo di vaccinare dalle 20 alle 25 persone. Proseguono a Udine le selezioni per i concorsoni pubblici banditi per rafforzare le aziende sanitarie. Migliaia di aspiranti infermieri questa mattina hanno invaso i padiglioni dell'ente fiera, 130 i posti banditi, ma la carenza di questa figura professionale è tale che non è escluso che entro pochi mesi la graduatoria possa essere completamente utilizzata. Vediamo il servizio. La fiera di Udine è stata invasa questa mattina da un vero e proprio esercito di infermieri provenienti da tutta Italia. Tra oggi e domani saranno in 1500 a sottoporsi all'esame indetto dall'azienda regionale di coordinamento per la salute alla ricerca di 130 nuove risorse da assumere a tempo pieno. Oggi inizia il concorso più atteso fra tutti quelli banditi, è così? Sì, certo, la professionalità infermieristica è tra quelle maggiormente richieste su tutto il territorio regionale e infatti le ultime volte avevamo 400-500 candidati in graduatoria e li abbiamo fatti fuori in meno di un anno. Da lunedì 8 marzo sono ripresi i concorsoni, ben 221 i posti fissi complessivi messi a disposizione, con una platea di circa 8.000 candidati totali. C'è chi ha passato la notte studiando, chi invece attraversando l'Italia per raggiungere Udine in tempo. Da dove vieni? Da Avellino. Sei partito ieri? Sì, ieri mattina, 8-9 ore di viaggio, 800 km per questo concorso. Veniamo da Terni. C'è tanta attesa, vi siete preparate fino all'ultimo? Sì, ovviamente fino all'ultimo secondo. La società ha capito l'importanza degli infermieri, forse una volta ancora di più, è vero? Se per società si intende la popolazione, i cittadini sì, invece lo Stato non lo so se effettivamente l'ha capito. E ora veniamo al caso di questi 2 giorni, ovvero quello della pallavolista incinta citata dalla propria società per danni. Scendono in campo la Presidente del Senato Casellati, ma anche il numero 1 del CONI Malagò, e intanto a parlare attraverso il proprio legale è la società del Pordenone. Non accenna a placarsi, anzi aumenta di volume il polverone che si è sollevato ieri sulla vicenda Lugli. La pallavolista di Carpi, che ha denunciato di essere stata citata dal Pordenone per danni in seguito alla sua maternità, è al centro di polemiche che coinvolgono i vertici del mondo della politica e dello sport, tutti apertamente schierati a suo favore. La Presidente del Senato Elisabetta Casellati è intervenuta con un tweet che esprime la sua solidarietà all'atleta. Invocare la condanna della pallavolista Lara Lugli, perché in maternità, è una violenza contro le donne. La maternità ha un insostituibile valore personale e sociale. Elena Bonetti, ministro per le pari opportunità, ha puntato il dito sul vecchio retaggio culturale che c'è nel mondo del lavoro. La Presidente della Commissione del Lavoro della Camera, Deborah Serracchiani, in un post su Facebook lancia l'appello: uniamoci tutte e tutti insieme in questa battaglia per i diritti delle donne. La vicenda di Lara Lugli purtroppo è solo la punta dell'iceberg. Da Forza Italia l'accusa, una vicenda che rispecchia una situazione vissuta ancora da troppe donne costrette a scegliere tra carriera e maternità. Anche dal mondo dello sport profonda solidarietà verso Lara Lugli, molto significativa quella del presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha voluto telefonare all'atleta per manifestarle solidarietà e invitarla nella sede del CONI. Ma si sono fatti sentire anche il presidente della FIPA VFVG Alessandro Michelli, che auspica anche un chiarimento che porti ad un'immediata e positiva risoluzione del contenzioso. Eppure la vicepresidente dell'Associazione Pallavolisti Alessia Lanzini, che afferma che le cose devono cambiare, non possiamo più permetterci che una donna, una mamma, un atleta non possa sognare di avere una famiglia. Tania Cagnotto esprime rabbia e delusione, le donne non sono tutelate, e il basket, a firma Giba, ha dichiarato vicinanza alla Lugli. La SD Pordenone, tramite il proprio legale Donatella Manzon, è nuovamente intervenuto per far sapere che il caso da cui è scaturita questa levata di scudi è diverso da quello che è stato dipinto e ha voluto precisare che c'è stato recapitato un decreto ingiuntivo che sollecitava il pagamento di una mensilità non percepita, tacendo il fatto che degli 11 punti di cui era composto l'accordo, la maggioranza erano stati violati a causa dell'interruzione improvvista delle prestazioni sportive. La società spiega di aver esposto le proprie ragioni solo in seguito all'aggressione patrimoniale. E dopo il caso di Lara Lugli arriva anche la testimonianza, ai microfoni proprio di Telefriuli, di una mamma del pordenonese, di Pordenone, di essere stata lasciata a casa dal lavoro appena comunicato di essere in dolce attesa. Ai colloqui si sfoga, chiedono sempre informazioni su eventuali gravidanze. Sentiamo.
Lasciata a casa, seduta stante, la colpa aspettare un figlio, la cosa in teoria più bella del mondo, peccato che la realtà sia diversa e così dopo il caso della pallavolista Lara Lugli emerge anche la storia della pordenonese Serena Sprio che si è sfogata ai microfoni di Telefriuli. In attesa del secondo figlio, a 30 anni faceva l'addetta in una mensa, ma... Ho detto che ero rimasta incinta e sono rimasta a casa proprio seduta stante perché appunto non potevo più lavorare per la gravidanza. E questo le ha fatto molto male? Sinceramente sì, tantissimo, anche perché una gravidanza dovrebbe essere una cosa bella e dal punto di vista del mondo del lavoro dovremmo essere ancora più motivate per questo, perché comunque dare la vita a un bambino non può farti scegliere tra il lavoro e l'essere mamma, ecco. I 2 bambini le illuminano il mondo e un altro lavoro è arrivato, ma il pericolo è sempre dietro l'angolo. Adesso sono tornata a lavorare, però ogni volta che si fa un colloquio di lavoro la prima cosa che si dice è ha intenzione di avere altri figli, di avere altre gravidanze. Questo è brutto, però insomma si spera che la mentalità del mondo del lavoro insomma migliori per dare un futuro diverso a tutte le mamme, ecco. Ecco, ha fatto bene quindi Lara Lugli a denunciare, come sta facendo anche lei in qualche modo? Assolutamente sì, sono d'accordissimo con lei, assolutamente. Voltiamo pagina, non è stato fuoco amico a uccidere l'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere Vittorio Iacovacci. È la certezza da cui parte l'indagine della Procura di Roma che sta tentando di chiarire tutti gli aspetti relativi alla loro morte il 22 febbraio in un agguato. Gli investigatori del ROS hanno ascoltato in primo luogo Rocco Leone, vice direttore del programma alimentare, sopravvissuto al blitz dei sequestratori, che ha confermato quanto emerso dai primi risultati delle autopsie svolte a Roma. L'ambasciatore e il carabiniere sono morti nel corso di un intenso conflitto a fuoco raggiunti dagli spari della banda che aveva tentato di sequestrarli. Iacovacci è intervenuto per tentare di portare via l'ambasciatore dalla linea del fuoco. A quel punto gli assalitori avrebbero sparato nella direzione dei nostri connazionali raggiungendoli con un colpo ciascuno, risultati fatali. E ora parliamo dei lavori del Consiglio regionale, ripresi oggi dopo il rinvio della scorsa settimana a causa della positività del Presidente Piero Mauro Zanin. Oggi l'Aula si è dedicata alla proposta di legge sulla sicurezza dell'assessore Pierpaolo Roberti. Dopo la prima giornata di lavori, le distanze tra maggioranza e opposizioni sembrano inasprirsi sulla legge 125 che disciplina le politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale. 3 i nodi portanti della norma. Il primo è la regolamentazione della sicurezza sussidiaria, qualcosa che esiste a prescindere, ha detto l'assessore regionale Pierpaolo Roberti. Il timore del Movimento 5 Stelle è che possano essere istituzionalizzate le ronde, per questo i pentastellati non voteranno quasi certamente sì alla norma. Nascerà poi l'Osservatorio della sicurezza urbana, un centro che andrà a raccogliere dati su diversi aspetti e qua il PD ha rimarcato il rischio di fare tutto un fascio come su bullismo ed emarginazione. Verranno poi regolamentati i nuclei di polizia urbana andando a creare delle unità specializzate e il reclutamento degli agenti tramite concorsi regionali. E i 34 articoli verranno verosimilmente approvati nella giornata di domani con i voti della maggioranza. Sul tema della sicurezza, ha detto Roberti, non ci dovrebbero essere barriere ideologiche. Purtroppo, ha detto l'assessore, nelle discussioni odierna è emersa da parte dell'opposizione una mistificazione della realtà, a replicare il segretario regionale del PD Cristiano Sciaurli. In una pandemia che sta di nuovo colpendo in maniera durissima, le famiglie e le persone sentivano davvero la necessità di una norma sulla sicurezza, una legge che sostanzialmente reitera la cantilena leghista a base di telecamere e di controllo di vicinato alla Stasi memoria, soprattutto una tiritera continua sul fatto che le nostre forze di polizia locale avranno un controllo centralizzato da parte della regione. Vertice delle località balneari del Friuli Venezia Giulia con l'assessore regionale Bini per fare il punto sulla stagione estiva. Manca ovviamente ancora la data di partenza, ma i primi indicatori sono positivi, soprattutto per le prenotazioni degli ombrelloni, al punto che lo stesso Bini dice che in alcune zone si parla già di sold out. Allo studio numerose iniziative. Sentiamo. L'obiettivo è partire il prima possibile, meteo permettendo. Le prime indicazioni sono buone e attualmente si sta lavorando sulla programmazione. La stagione estiva sta muovendo i primi passi con l'assessore regionale Sergio Emilio Bini che ha incontrato i rappresentanti di Lignano e Grado in presenza di Lucio Gomiero, direttore di Promoturismo, per mettere le basi dell'estate 2021. La campagna comunicazione sarà incentrata sull'accoglienza e punterà sulle esperienze come nel 2020. Grande attenzione ai video per la promozione con un 70% investito nel mercato italiano e il 30% in quello estero. Confermato il
portale unico per le prenotazioni delle spiagge. Uno degli obiettivi è riportare le frecce tricolori e poi spazio al turismo slow con l'aggiunta di grado alla linea marittima Marano-Lignano, questo per intercettare i cicloturisti in arrivo dall'Alpe Adria. Ci saranno poi degli hub per i tamponi in modo da evitare le quarantene a chi torna all'estero. Entro marzo il quadro progetti sarà definito in attesa di avere la data del via che, secondo fonti ministeriali, potrebbe arrivare dopo Pasqua. Unici dubbi sono quelli legati alle perimetrazioni che, auspicano gli operatori, possono essere rivisti. Una delle criticità più importanti è quella dei dragaggi con forti ritardi che condizionano l'attività delle marine. Bini al termine dell'incontro ha parlato di un andamento positivo delle prenotazioni degli ombrelloni, al punto che in alcune zone, ha specificato l'assessore, si parla già di sold out. Il trend, merito soprattutto dell'incremento delle prenotazioni online, fa ben sperare per l'avvio della stagione. Bini ha confermato che la Giunta metterà sul piatto 100 milioni per la terrazza mare di Lignano e le terme di Grado, aprendo un possibile incremento dei 70 milioni dei ristori. Riunione utile, ha concluso Giorgio Ardito, presidente di Lignano Pineta, e speriamo la stagione possa andare bene una volta partita. L'europarlamentare Marco Zullo lascia il Movimento 5 Stelle per accasarsi con il gruppo Renew Europe. In questi anni ho lavorato molto per la creazione di un sistema Europa che rappresenti un valore aggiunto per ogni Stato membro, dice Zullo. A malincuore devo prendere atto che questo percorso non è più praticabile in quel che rimane del movimento, un'occasione che sarebbe stata realizzabile ma che è andata persa. Con oggi, pertanto, spiega Zullo, aderisco come europarlamentare indipendente al gruppo di Renew Europe e con tutti i colleghi disponibili lavorerò a livello nazionale alla costruzione di un'area politica innovativa che sia in grado di portare l'esperienza europea in Italia e di dare risposta ai tanti cittadini che chiedono semplicemente una politica migliore. In attesa di poter raccogliere il proprio pubblico, Villa Manin di Passariano non rimane ferma. Oltre ai lavori di conservazione e restauro, oggi è stato presentato un nuovo percorso multimediale che renderà la visita ancora più interattiva. Villa Manin, al momento chiusa per l'emergenza Covid, si prepara per riaprire al pubblico in grande stile, con tante novità che renderanno le visite ancora più interessanti e interattive. L'ente regionale Patrimonio Culturale, in attesa di poter riaccogliere i visitatori, oltre a intraprendere interventi di conservazione e restauro, ha lavorato per offrire un nuovo percorso multimediale, partendo dalla scuderia che custodisce le antiche carrozze, dove sono stati allestiti 4 quadri digitali, ognuno dei quali raffigura un personaggio che si lega alla storia della villa. Sono presenti naturalmente il doge Lodovico Manin e Napoleone Bonaparte, e poi 2 donne, Maria Amalia di Sassonia, che a Villa Manin sostò nel 1738, e un'umile serva, nata alla fine del Settecento proprio in una delle esedre. Nella sala della stufa poi è stato allestito un tavolo tattile, un vero scrigno di informazioni, che offre un panorama a 360 gradi dell'area esterna e delle sale. Nella barchessa di Levante, infine, è stata allestita la mostra Il paesaggio dei Magredi, realizzata da Daniele Fantin e Guido Comis, che attraverso 50 immagini consente di compiere un'escursione virtuale in una delle realtà della biodiversità del Friuli Venezia Giulia. Villa Manin, ha detto l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, è un'icona che, grazie anche alle tante iniziative e proposte culturali realizzate dall'ERPAC, diventerà sempre più il baricentro delle molteplici identità culturali che animano la nostra regione. Occorre sempre trovare un punto di equilibrio tra la necessità di tutelare il bene e l'esigenza di continuare a farlo vivere, ha detto Gibelli. La cronaca, ancora rintracci di migranti sulle strade dell'ex provincia di Udine. A Tarvisio, lungo la Ponte Bana, i carabinieri hanno individuato 2 cittadini afghani, entrambi minorenni, affidati poi a una struttura per under 18 di Pasan di Prato. Questa mattina, intorno alle 5, vicino all'ex caserma Cavarzerani a Udine, i militari dell'Arma hanno rintracciato altri 2 migranti che si sono dichiarati un maggiorenne e un minorenne. In questi ultimi giorni numerosi sono stati i casi di irregolari che si sono presentati autonomamente alle porte dell'ex caserma di Via Cividale per richiedere asilo. Nel pomeriggio di ieri, infine, sempre a Udine, i carabinieri di Feletto Umberto hanno rintracciato 4 cittadini nepalesi senza documenti. Tutti sono stati avviati al triage, alla quarantena fiduciaria, perché provenienti da paesi a rischio. Cliente coccolato con caffè, premure e gentilezze e poi gli rubano 2.000 euro sotto il naso. È successo a Udine, carabinieri però hanno già individuato i responsabili.
Una 22enne e un 25enne di etnia rom, entrambi pregiudicati residenti a Udine, sono stati denunciati dai carabinieri del capoluogo friulano per truffa in concorso ai danni di un uomo che vive in provincia di Modena. A trarre in inganno al malcapitato è stato anche l'atteggiamento cordiale e gentile della coppia che l'ha accolto all'interno di una casa, che tra l'altro è emerso poi non essere di proprietà dei due. La vittima era stata contattata telefonicamente dal 25enne che aveva messo in vendita su una piattaforma online specializzata 4 PlayStation a un prezzo di 500 euro l'una. Il modenese, attirato per il perfezionamento dell'acquisto in un appartamento del quartiere di San Domenico, ha pagato in contanti la somma di 2.000 euro per l'acquisto delle 4 console, senza però ricevere quanto pattuito. La coppia infatti si è subito defilata con una scusa. Andiamo ora e concludiamo anche il nostro notiziario a Campoformine, dove l'amministrazione comunale ha dato avvio nei giorni scorsi al primo lotto per il rifacimento dell'illuminazione, per risparmiare sui costi e per rispettare l'ambiente. Si parte da Brescia. Al via a Campoformido il primo dei 2 lotti per una spesa totale di quasi 300.000 euro complessivi per la realizzazione della nuova illuminazione pubblica a Bressa, coperti per la maggior parte da fondi propri di bilancio. L'efficientamento energetico è una nostra priorità, dice l'assessore ai lavori pubblici Adriano Stocco. Il nostro obiettivo è di completare il rinnovo dell'intera rete di illuminazione pubblica entro la fine del mandato. I nuovi punti luce, tutti a LED, garantiranno efficientamento anche rispetto dell'ambiente e risparmio per le casse comunali. L'importo complessivo del primo lotto è di 70.000 euro ed è iniziato nei giorni scorsi. Il secondo sarà di 220.000 euro ed è in fase di gara. Anziché procedere per cantieri sparsi, dice Stocco, abbiamo ritenuto più efficiente provvedere con un intervento completo e quindi il cantiere di Brescia sarà coperto e completato nell'arco di 3 mesi per ogni lotto funzionale. Successivamente passeremo agli altri abitati, in particolare il prossimo intervento sarà un primo lotto di 140.000 euro a Campoformido entro l'anno. La Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la richiesta del Comitato regionale che ha portato a Roma la voce della società del Friuli Venezia Giulia schierate per il no alla ripartenza, stagione quindi cancellata per i dilettanti, mentre le altre regioni hanno proposto dei format per concludere la stagione dell'eccellenza. La parola adesso passa di nuovo alla Federcalcio. Tutto questo tra poco lo vedremo a Sport FVG, dove avranno spazio anche calcio a 5, pallavolo e ginnastica ritmica. E poi alla conclusione ci sarà il meteo, alle 19:45 screenshot con l'intervista al vicegovernatore Riccardi e stasera puntata di Elettroshock dedicata alle donne. È tutto per questo notiziario, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, arrivederci.